Buonasera e benvenuti al Palarigopiano di Pescara. È appena iniziata Acqua e Sapone Unigross, Italian Coffee Petrarca Padova. Jonas esce dal pressing, Avellino recupera un gran pallone in scivolata, poi serve Nicolodi! Douglas Nicolodi dopo 1 minuto e 16. Acqua e Sapone 1, Italian Coffee 0. Dopo 3 minuti e 20 secondi. Acqua e Sapone. Attenzione ad Alba, che spunto di Alba. Un destro sotto la traversa che non lascia scampo a Fiorri, imparabile probabilmente. Fa tutto da solo il numero 7 dei Veneti ed è 1-1 dopo 3 minuti e 14. Del Pizzo proprio, no, per Urio, l'ex capitano del Caos e del Milano, ribalta il risultato. Dopo 4 minuti e 36, 0 segnato da Nicolodi, tutto complicatissimo, ma c'è gol che viene annullato, c'è anche cartellino giallo per Ghi. Qui il destro di Ghi a giro, incrocio dei pali. Questo portiere italiano che è stato scelto dal Petrarca. Qui c'è un brutto intervento su Calderolli e poi Jesulito segna il gol del 2-2. Momento concitato della partita. Dudu Costa viene ammonito per un brutto fallo. Ci sarà credo anche fallo cumulativo. 6 minuti e 21, pareggio di Jesulito. E Nicolodi ribalta il risultato di nuovo. 3-2, 7 minuti e 22, Douglas Nicolodi. Si va all'intervallo sul 3-2 per l'Acqua e Sapone Unigross. Non c'era fallo secondo gli arbitri, allora attenzione a questa palla che rimane lì. Dudu Costa si avventa col destro, un pallone che sembrava morto al limite dell'area. Dudu Costa arriva prima di tutti, segna il 3-3. Calderolli, la suolata per Nicolodi e l'errore di Moretti. 4-3, Douglas Nicolodi. Ha rispettato gli standard iniziali ma ha giocato un'ottima partita. Attenzione qui a De, Murillo salva tutto ma poi arriva Rever Cortés a ribadire in rete, a dedicare il gol probabilmente alla compagna, simula il pancione. 4-4, disastro, mezzo disastro difensivo dell'Acqua e Sapone Unigross. Rever Cortés firma il 4-4. Qui Avellino si libera molto bene, fa tutto da solo! Luciano Avellino, il destro di giustezza nel finale. 5-4 per l'Acqua e Sapone Unigross, è una liberazione in panchina. L'Acqua e Sapone non sta approfittando di questa superiorità per chiudere la partita, però poi l'avevamo detto che Douglas Nicolodi poteva chiuderla. Poker di Nicolodi, 6-4, Douglas Nicolodi. Di nuovo Avellino e poi forse c'è il gol della definitiva vittoria e lo segna Coco Wellington. 7-4. Finale, Acqua e Sapone 7, Petrarca Padova